Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, torniamo in diretta con l'edizione del pomeriggio del nostro audio video giornale. Allora partiamo subito con un servizio che ci giunge da Breda di Piave. Una violenta esplosione ha svegliato poco prima dell'alba gli abitanti di Breda di Piave, in provincia di Treviso. Una fuga di gas verso le 4 e, come si vede dalle immagini registrate dai vigili del fuoco, ha semidistrutto un'abitazione di via Levada in cui è avvenuta la deflagrazione. Al momento del botto in casa c'erano i due anziani coniugi residenti, entrambi rimasti feriti ed inizialmente soccorsi dai figli che abitano nella stessa zona. Più grave la moglie di 87 anni che ha riportato ustioni su buona parte del corpo, ma che per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Il marito, 90 anni, se l'è cavata con qualche escoriazione. Sul posto i sanitari del SUAM del 118 che si sono presi cura dei due feriti e i vigili del fuoco di Treviso che hanno messo in sicurezza la bombola del gas GPL trovata sotto le macerie, rilievi di legge da parte dei carabinieri della stazione di Maserata. E torniamo in studio per dire che le acque del Friuli Venezia Giulia da anni sono pulite, la balneabilità è garantita, i controlli sono efficaci e costanti grazie alla Capitaneria di Porto e all'ARPA. In questa fase storica stiamo cavalcando la grande onda della rivoluzione culturale che abbraccia anche il mare con le nostre iniziative di sensibilizzazione e di informazione. Cerchiamo di spiegare quanto si deve e non si deve fare per garantire alle future generazioni un ambiente e un mare più puliti. Lo ha affermato l'assessore alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro nel corso del secondo appuntamento di A misura di mare, in viaggio per la sostenibilità, che si è tenuto stamane sul Molo Audace di Trieste. Gli obiettivi della strategia marina del Friuli Venezia Giulia, al centro dell'evento, organizzato da ARPA Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, porti di Trieste e Monfalcone. E adesso ci trasferiamo in quel di Lignano perché c'è stata la importante riunione per quanto riguarda la Confesercenti del Friuli Venezia Giulia, per dire che, come documentano le immagini, poi avremo l'intervista, il Confesercenti Udine consolida la sua presenza sul territorio di Lignano, aprendo uno sportello lungo il centrale via Verona, al Civico 12, nella sede dello studio Baraldi Consulting. L'annuncio è stato dato in occasione di una conferenza stampa che si è svolta proprio nella nuova sede lignanese, nella giornata odierna, alla presenza di Marco Zoratti, presidente Confesercenti Udine, Vittorio Messina, presidente Assoturismo Nazionale, era collegato tramite la piattaforma Zoom, Mario Marini, presidente di Confesercenti Friuli Venezia Giulia, Alberto Cicuta, direttore di Confesercenti Friuli Venezia Giulia, Paolo Ciubiei, assessore all'urbanistica, edilizia privata, politiche sociali e ambiente di Lignano, Michela Calore, presidente dello studio Baraldi Consulting, e Alex Giraldi, vicepresidente dell'Associazione Operatori di Lignano, che, portando i saluti della presidente Chiara Zilli, ha auspicato che la presenza di Confesercenti possa contribuire a risolvere alcune criticità che perdurano da tempo. E allora torniamo in studio, adesso andiamo a sentire direttamente dalle parole del
Numero 1 provinciale, Marco Zoratti, in sintesi quello che è accaduto oggi. Agevoliamo il servizio. Presenza della Confesercenti nel comune prettamente turistico di... Ecco, scusate, lo riprendiamo per dovere di cronaca, non era partito l'audio. Oggi, 24 giugno 2021, si avvia ufficialmente la presenza della Confesercenti nel comune prettamente turistico di Lignano Sabbiadoro. Siamo all'interno del complesso Baraldi, in via Verona 12, che ci dedica un ufficio per poter ricevere gli associati, gli esercenti, i negozianti di Lignano Sabbiadoro, Lignano Pineta e Lignano Riviera. La nostra discesa in campo risponde ad una richiesta precisa, specifica, fatta proprio dalle aziende che esercitano la loro attività nel comune di Lignano, perché sentono la necessità di poter avere un'alternativa di rappresentatività sindacale che porti avanti le loro necessità, le loro richieste, e noi abbiamo raccolto di buon grado questa proposta che ci hanno fatto. Abbiamo raccolto già qualche decina di associati, molti albergatori, ristoratori, e quindi d'ora in avanti scendiamo in campo proprio per poter offrire tutti i servizi, gli ottimi servizi che noi solitamente forniamo soprattutto nel comparto turistico, e quindi siamo pronti per affrontare questa nuova avventura in un territorio che ha delle potenzialità enormi. Il comparto del turismo in particolare, come già stabilito anche da dichiarazioni a livello nazionale, da Draghi piuttosto che da altri economisti, è un comparto su cui si punta per rilanciare l'economia italiana. In Friuli Venezia Giulia poi in particolare c'è questa zona litoranea di Lignano, molto molto importante, oltre a quella di Grado, e quindi la necessità di accompagnare le aziende e fornire alle aziende del territorio tutto ciò di cui loro hanno bisogno. Per qualsiasi cosa rivolgersi al nostro nuovo ufficio che stiamo aprendo proprio oggi, in maniera di poter iniziare questa collaborazione che di fatto è già iniziata per tutto quello che riguarda gli... Bene, queste erano le dichiarazioni del presidente Zoratti. Adesso cambiamo argomento e parliamo di un'altra iniziativa, perché non solo prodotti farmaceutici oppure raffinato design, anche per quelli alimentari e tecnologici è strategica la protezione del proprio marchio aziendale o collettivo, che sia. Questa leva competitiva, spesso sottovalutata o trascurata dalle aziende di piccola e media dimensione, come sono la gran parte di quelle operanti in Friuli Venezia Giulia, è stato al centro del convegno organizzato dal gruppo italiano dell'Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale, che si è svolto questa mattina attraverso le piattaforme social, come documentano le immagini. E adesso parliamo di Mittel Young, perché è partito ufficialmente Mittel Young, il festival di 4 giorni dedicato agli artisti europei under 30, che è stato inaugurato oggi pomeriggio nel Belvedere che si affaccia sul fiume Natisone a Cividale del Friuli. 9 spettacoli selezionati tra le 162 proposte che mettono in scena prosa, danza e musica della Mittel Europa sotto il segno di Eredi. Il tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini per l'edizione 2021 di Mittelfest. Mittel Young è una bellissima scommessa per Mittelfest, ha commentato il presidente Roberto Corciulo. La visione del futuro del festival è quanto mai definitiva e deve raccontare il meglio dell'offerta artistica mitteleuropea, lavorare per quanto riguarda il modo continuativo con gli attori della regione e proprio attraverso Mittel Young valorizzare la nuova gioventù artistica internazionale dopo un anno in cui il settore dello spettacolo dal vivo ha sofferto moltissimo. Mittelfest infatti dà un aiuto concreto ai giovani artisti, progettando insieme a loro il futuro e la loro eredità. Sono 162 le candidature arrivate a Cividale del Friuli per il Call International di Mittel
Young. Complimenti agli organizzatori come sempre, perché non è facile, come si dice, organizzare eventi in questo periodo. E adesso restiamo in tema Covid per importanti novità che ci arrivano direttamente da Roma. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda questa pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia. Ulteriori aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.